Tra gli argomenti oggetto del bilancio di fine anno dell'attività del Genio Civile di Agrigento, diretto dall'ingegnere capo architetto Rino Lamendola, di particolare rilievo c'è da sottolineare il lavoro svolto dall'ufficio sugli ipogei della città. Nello specifico sono quelli di Acquamare e del Purgatorio, giunti già alla seconda fase di realizzazione, finalizzati sia alla messa in sicurezza che un domani alla fruizione turistica della città. Gli ipogei sono circa di 1200 metri, il lavoro è stato consegnato già al comune di Agrigento che provvederà a indire il bando di gara per la loro messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli ipogei siamo davvero lieti di avere mantenuto le promesse, abbiamo concluso la seconda fase del cronoprogramma già stabilito in occasione dell'insediamento del tavolo dello scorso mese di maggio e lo abbiamo fatto individuando negli ipogei del Purgatorio e dell'Acquamara i tratti della rete ipogeica che attraversa il sottosuolo agrigentino in cui intervenire prioritariamente per una messa in sicurezza e per una valorizzazione anche ai fini di una auspicata fruizione turistica di alcuni tratti di questi ipogei. Ma contestualmente non ci siamo limitati a questo, abbiamo contestualmente redatto tutti i documenti di gara, in particolare il capitolato prestazionale, abbiamo redatto il cronoprogramma, abbiamo redatto il bando per l'affidamento a liberi professionisti del rilievo del sottosuolo agrigentino, soprattutto quello in corrispondenza degli ipogei, del Purgatorio e dell'Acquamara, per uno sviluppo totale di 1200 metri. Adesso, grazie alla documentazione che abbiamo prodotto noi attorno al tavolo, che è stata prontamente consegnata al Comune di Agrigento lo scorso venerdì, il responsabile unico del procedimento dei lavori, l'ingegnere Di Francesco del Comune di Agrigento, potrà avviare le procedure di affidamento di questo servizio per il rilievo del sottosuolo e non appena avrà acquisito questi rilievi del sottosuolo agrigentino per quanto riguarda i due ipogei, il tavolo riprenderà i lavori con la redazione dei progetti esecutivi che saranno pronti sicuramente entro la fine di luglio e che saranno finanziati con fondi del Ministero dell'Ambiente in capo al Comune o con fondi comunitari in capo alla Regione, tutto questo puntando sulla sensibilità, sulla grande attenzione posta sulla tematica degli ipogei sia da parte del sindaco Firetto che da parte del presidente della Regione Musumeci in occasione di una recente visita qui al Genio Civile di Agrigento.